dell'Europa e che proviene però dalla Grecia, dalla Magna Grecia, quindi dobbiamo, solo dal punto di vista culturale e storico, dovremmo farci conoscere e riconoscere, ma poi il mondo proviene in buona parte dalle nostre radici, per cui, e che però sono anche attualità, per cui il considerare la cultura come un lusso, è la più grande follia degli italiani. Degli italiani non abbiamo capito niente che questa è la più grande risorsa che abbiamo, la nostra più grande ricchezza, per cui fatto questo cappello che lo faccio con grandissimo piacere, anche un po' di sfogo, ma perché finalmente sento qualcuno che fa un progetto, non la grande mostra, la cattedrale del deserto, ma un progetto per intanto triennale, poi dico che siamo qua, intanto triennale, e allora l'abbiamo pensato proprio all'interno di questo progetto triennale sul Novecento, quindi il secolo breve, di quanto la pittura, la cultura veneta abbia inciso nella storia dell'arte contemporanea, che è stata buona parte della storia del mondo, tra l'altro, perché pensate solo alla Biennale di Venezia, pensate Biennale di Venezia, voglio dire, Biennale di Venezia, che sarà, da cui ripartirà praticamente la seconda mostra. Ma l'assessore ci ha citato questo illustre cittadino adottivo di Montello, che è Gino Rossi, che è andato a Parigi e che è andato in Francia, che con la scuola insomma, con tutto quello che è stata la Parigi e la Francia all'inizio del secolo e non solo, lui ha percepito cose straordinariamente internazionali, ma portando anche i succhi e le nostre radici, così come è successo a Vienna con la secessione. Non c'è un artista più legato alla cultura veneziana e bizantina di Klimt, per esempio. Ecco, questo grande percorso in cui il Veneto, le Venezie hanno avuto una funzione determinante, e noi cercheremo di, per quel poco che possiamo fare, ma insomma che sarà anche abbastanza, di farlo conoscere, e a quel punto credo che sia veramente uno strumento straordinario per far conoscere anche Crocetta, per cui io sono davvero felice di aver accettato di far parte di questa avventura, per le amicizie, per i rapporti, ma anche per questa splendida visionarietà. Grazie. Effettivamente ha affrontato a 360 gradi lo spirito con il quale è nata la mostra, le finalità che si pongono, che non sono solamente quelle di una mostra in sé, ma bensì del coinvolgimento del territorio. Antonella Alban diceva prima non solamente la parte degli adulti, ma anche il mondo della scuola, che attraverso i giovani che poi si fa crescere nel tempo l'aspetto della cultura, il piacere del bello, l'ha sottolineato più volte. Il bello è la mostra, ma il bello è vedere che il territorio si anima e vede e intravede, signor Sindaco, nell'ambito della cultura e nell'ambito della mostra, la crescita non solamente del territorio dal punto di vista organizzativo e di servizi, ma anche dal punto di vista della cultura e del bello. Volevo fare, permettetemi ancora una nota proprio, e voi avete questo museo di storia naturale che oltretutto mi pare che faccia anche notevoli numeri con i bambini, i giovani, con i progetti, con i laboratori. Ecco, io credo che alla fine di questo triennio, anche se magari lo diciamo in qualche maniera sarà un po' sacrificato, perché insomma poi gli spazi espositivi dovunque sono quelli che sono, che riusciamo a
a utilizzare. Io credo che il Museo di Storia Naturale, Crocetta e anche il suo museo saranno molto più conosciuti e molto più percepiti.